signore e signori, Michela Murgia. Grazie. Parlare alla fine di questa giornata di incontri e di progetti è un onore prezioso che mi fa sentire davvero grata a tutti voi. Permettetemi di specificare questa gratitudine. Io voglio ringraziare prima di tutto proprio te, Franco. So che non ami parlare in pubblico e che è stato un grossissimo sacrificio farlo qui stasera. So però quanto hai lavorato sotto traccia per mesi in questi anni perché questo giorno fosse possibile. Tu sei davvero il miglior segretario che Progress potesse sperare di avere in questo momento così difficile, così delicato. Quindi in te non è per te. In te ringrazio tutto il partito che in questo momento è protagonista di un momento di generosità e di forza senza paragoni. Lo dico perché siamo passati in mezzo a difficoltà di ogni tipo. Non c'è bisogno di ricordarle, tutti le conosciamo. Però oggi siamo qui. E possiamo dire che non abbiamo mai perso di vista il bene che stavamo costruendo, anche quando non lo vedeva nessun altro. Insieme, in questi anni, abbiamo tenuto ferma la nostra speranza, che non vuol dire banalmente fantasticare il lieto fine. Significa che le cose che stiamo facendo hanno un senso, che supera di molto il loro risultato, qualunque sia. Per questo, anche solo per questo, perché quel senso ce lo stiamo ricordando, io vi devo dire grazie. Voglio dire grazie anche a Romina, a te, perché non vieni dal nostro percorso, però hai capito subito che il respiro di questo progetto era quello di offrire cittadinanza a chiunque desiderasse impegnarsi con generosità per il cambiamento di questa terra. Quella generosità ti appartiene con forza, anche nella tua timidezza. E per questo in te ringrazio tutti quelli che, facendo proprio il progetto comune, anche non indipendentisti, continueranno a essere dentro questa casa anche nei prossimi mesi. Voglio infine dire grazie a te, Bachisi, perché di questo vivace ginepro sei una delle radici più forti. Qui oggi a parlare di libertà, di territorio, di futuro, sei la prova che i patti d'onore tra le generazioni di questa terra non sono stati tutti traditi. E anche grazie a voi la candidatura a Presidente della Sardegna. Insieme. A bello, che vai fogara, duas o tres cosas ancora denai. Il mio sì
nasce dal sostegno forte di Franco, di Romina, di Bacchisio e di tante altre persone che sono e saranno importanti in questa decisione. E hanno avuto un peso determinante, però, soprattutto le persone che ho incontrato in questi mesi e che mi hanno regalato le loro preziose storie. Erano storie normali, storie che raccontano una Sardegna vera e possibile. Permettetemi di ricordarle. Ho incontrato Giuseppe e Laura Cugusi, Giovanni e Michelina Busia, che sono qui presenti stasera, che mi hanno dimostrato che dai saperi più antichi si possono fare cose molto nuove, che muovono insieme economia e territorio. Ho conosciuto Daniela Ducato, che ha trasformato in risorsa per l'edilizia sostenibile qualcosa che fino a quel momento ci avevano detto essere un rifiuto speciale, la lana delle nostre pecore. Ho conosciuto anche i metalli di Andrea e Vittorio Bruno, che sono qui stasera, sono di Nuoro, quindi sono un vanto vostro, che portando qui la loro bambina dentro il passeggino mi hanno detto: ti abbiamo portato il futuro, quindi grazie di essere qui. Assieme a loro a Nuoro ho conosciuto le filigrane di Antonello De Logu, di cui abbiamo fatto omaggio a Laura Minteghi prima, con Sagrobe, e anche il vetro di Chiara Secchi e molti altri artigiani e artisti il cui sapere è un'industria sostenibile che silenziosamente in quest'isola sta dando lavoro a centinaia di persone e nessuno ne parla. Ho conosciuto Martina Fanni e il suo nido d'infanzia dove si parla ai bambini in sardo e in italiano. Nella sua storia ho riconosciuto le mie trascorse difficoltà di precaria e la stessa determinazione nel volercela fare a dispetto di un mondo del lavoro che non ha posto per le donne, specialmente se madri. Ho incontrato Efisio Rosso, che è stato su questo palco nell'incontro sulle reti, che è un uomo che non solo ha reinventato il proprio lavoro dentro la filiera del grano, ma ha saputo immaginare e costruire anche il lavoro e i diritti degli altri. Enrico Azzeni e Gianluca Podda, con la loro scuola di musica, mi hanno dimostrato che anche nei posti piccoli ci si può inventare qualcosa di grande e in grado di restituire vitalità a un intero territorio. Daniele Cossu e Maria Rosaria Usai, che sono qui stasera, mi hanno mostrato le potenzialità dell'agricoltura apistica, uno dei 1000 mercati potenziali che non stiamo sfruttando. E Paolo Mele mi ha spiegato cosa vuol dire per un'azienda con 70 dipendenti dover rischiare ogni mese di andare in rosso anche se si è sani, perché il sistema di credito italiano non si fida delle nostre imprese e non le supporta. Ho ascoltato i loro problemi e le loro soluzioni le ho trovate meravigliose, piene di creatività e passione per il proprio lavoro e per la propria terra, anche nelle difficoltà. Anche a queste persone dico grazie. Voi la Sardegna possibile la state costruendo già tutti i giorni e voglio anche chiedervi scusa per tutte le volte che abbiamo ripetuto che i sardi non sono capaci, che non siamo imprenditori, che non sono collaborativi, che i sardi sono invidiosi. La vostra energia, la vostra generosità, la vostra inventiva e capacità di relazione è la prova che nella nostra isola fino a questo momento ci hanno dato a bere una leggenda. È ora di ricominciare a vedere tutti questa realtà e dove non c'è a costruirla. Nel percorso che abbiamo davanti hanno un posto speciale 3 giacimenti di risorse preziose che in questo momento non sono sufficientemente valutati. Il primo di questi giacimenti siamo noi. Siamo noi, le nostre intelligenze, le nostre relazioni e i nostri saperi storici sono un bene preziosissimo che fino a ora abbiamo permesso che venissero negati. Ci siamo fatti definire forza lavoro, come se fossimo animali da soma. Nel terziario non va meglio, ci siamo lasciati definire risorse umane, come se non fossero le nostre individualità a fare la differenza. Abbiamo permesso che ci chiamassero esuberi, cassintegrati, esodate, esodati, come se fossimo materia informe, senza volto, che non sta più dentro un barattolo diventato troppo piccolo. Ci hanno detto che dovevamo accettare fabbriche improbabili, modelli di sviluppo estranei, sistemi petrolchimici inquinanti e ogni tipo di devastazione perché tanto qui non c'è niente. Come hanno potuto farci credere che qui non ci fosse nulla mentre invece ci siamo noi?
Come è stato possibile? Solo una narrazione mortifera poteva convincerci di non esistere e di non valere nulla. È anche sulla base di questa convinzione che molti nostri concittadini, che in questo momento ci stanno ascoltando via internet, se ne sono andati dalla Sardegna, pensando che qui non ci fosse nulla, mentre c'erano loro. Non possiamo permettere che questo accada nuovamente. La risorsa più importante della Sardegna sono i sardi, non è il mare, non è il carbone, non è il maestrale, siamo noi. Riconoscere questo significa, nel pratico, dare centralità all'istruzione, alla preparazione dei nostri giovani e alla formazione costante di noi stessi, adulti, ai saperi nuovi e anche a quelli antichi, alle scuole istituzionali e anche a quelle improprie. Significa valorizzare la nostra cultura per intero, da quella antica, perché non si perda la memoria di quello che siamo stati, a quella moderna e contemporanea, perché ci rivela chi stiamo diventando. Il concetto di bene culturale deve allargarsi, mettendo tutte le nostre relazioni di popolo al centro di ogni scelta. Se qualcosa cambierà in questa nostra nazione sarda, è perché ciascuno di noi avrà ricevuto gli strumenti per immaginarla diversa. Il secondo giacimento di cui dobbiamo tornare a impossessarci è la produttività della nostra terra. Le guerre del passato sono state fatte per il cibo, comprese quelle che si sono combattute in Sardegna nei secoli, che ci hanno fatto diventare di volta in volta il granaio di un occupante o la vigna di un altro. Le battaglie del futuro, non illudiamoci, non saranno diverse. Al centro dello sviluppo delle economie moderne ci sono e ci saranno sempre le risorse alimentari. Già da oggi chi può produrre cibo di qualità ha in mano un bene che vale 1000 fabbriche. I nostri politici questo non lo capiscono e per molto tempo ci hanno indotti a credere che la campagna fosse la risorsa dei poveri del passato, di chi non aveva studiato e non aveva strumenti per guadagnarsi un futuro diverso. È il contrario, la terra è l'eredità dei ricchi del futuro. Perché i ricchi del futuro siamo noi, dobbiamo fare in modo che l'agricoltura ritorni produttiva e centrale nelle nostre politiche e che chi lavora la terra, il mare e il bestiame non sia più ridotto a bracciante senza specializzazione alcuna, ma sia riconosciuto per il suo apporto prezioso, supportato da tutte le politiche di ricerca e di formazione e promosso commercialmente in ogni mercato possibile, soprattutto quelli che fino ad ora l'Italia, per le sue scelte di interesse, non è stata capace di immaginare per i nostri prodotti. Dobbiamo farlo noi, perché coltivando la terra conquistiamo sovranità reale sul nostro presente e rendiamo libero il nostro futuro. Mi hanno detto: ci vuoi tutti i contadini? No. Nessuna terra sopravvive con una sola economia. Per questo il terzo giacimento di cui dobbiamo avere coscienza sono le potenzialità delle nuove economie, soprattutto nel terziario, e i modi nuovi di mantenere le economie presenti. Per farlo, oltre a un diverso concetto di formazione delle competenze, è necessario investire maggiormente sulle nuove tecnologie e sulle energie rinnovabili, due settori che sono in grado di aprirci nuove strade di impiego. La politica regionale in questi anni ha creduto di risolvere il destino di chi stava perdendo il lavoro, sprecando valanghe di soldi pubblici per tenere in piedi le industrie in crisi. Nessun consiglio regionale è stato capace di fare le scelte necessarie per separare il destino dei lavoratori da quello delle loro aziende. Queste ultime sono imprese di mercato, possono andarsene e anche chiudere,
ma con esse non può chiudersi l'orizzonte umano di chi resta senza quel lavoro. Per questo non si può continuare a foraggiare il traballante status quo dei grandi gruppi industriali, come se fossero loro la risorsa dell'economia sarda. È vero il contrario. Fino ad ora siamo stati noi a pagare a colpi di milioni di euro pubblici e di acritiche disponibilità politiche la loro inettitudine imprenditoriale. Siamo stati noi la loro risorsa. Gli è convenuto stare qui in Sardegna. I loro interessi sono volatili e sono pronti a spostarsi altrove nello stesso momento in cui gli dovesse convenire di più. Investire su situazioni di questo genere non è l'economia del futuro. Su questo abbiamo discusso molto, perché è un tema che divide, che crea malumori, che tocca la vita delicata di molte famiglie. La risposta alla necessità di lavoro non sta nell'accettare qualunque lavoro ci offrano a prezzo di qualunque sacrificio di terra e di salute. La risposta che dobbiamo dare, che una politica deve dare, è investire sulla progettazione di economie integrate a nostra misura, amiche e figlie della Sardegna che vogliamo abitare. Per questo ho sostenuto e tuttora sostengo la lotta di Arborea, di cui avete sentito parlare questo pomeriggio, grazie al lavoro di resistenza del comitato No al progetto Eleonora. I cittadini di Arborea non hanno voluto credere che il prezzo della loro competitività industriale fosse inquinare il territorio, mettere a rischio la salute di chi lo abita e sottrarre risorse alle altre economie esistenti. Al bisogno di energia a basso costo delle imprese sarde, la politica doveva rispondere approntando un piano energetico regionale. Questo non è stato fatto. Il risultato è che fino a oggi la politica sarda, anziché organizzarsi perché l'energia desse reddito ai sardi, ha regalato a decine di aziende di ogni parte del mondo la possibilità di sfruttare la risorsa del vento e quella del sole in assenza totale di regole condivise. Abbiamo la possibilità di fondare la nostra economia futura sulla produzione e la vendita di energie da fonti che non si esauriscono, che non inquinano e che non lasciano il nostro territorio sventrato. Nelle nuove energie c'è anche l'utilizzo comune delle terre bonificabili, quelle che non potranno essere coltivate per anni e anni, e soprattutto ci sono i posti di lavoro del nostro presente e del nostro futuro. Preparatevi perché salterà fuori come un coniglio dal cappello un piano energetico regionale da parte di chi adesso governa. Vedremo cosa c'è in quel piano, vedremo a vantaggio di chi va, se al centro di quella progettazione ci sono i bisogni delle aziende sarde o non invece i bisogni dei grandi gruppi industriali che hanno devastato la nostra terra. Vedremo cosa c'è scritto in quel piano. Lo vedremo. Lo leggeremo in maniera critica, perché noi queste soluzioni le abbiamo. Come avete sentito stamattina sul forum sull'energia, noi abbiamo ottimi motivi per fidarci sempre meno dei grandi interessi industriali che hanno già lasciato la loro traccia sulla nostra terra, e sempre più invece dovremmo fidarci dei giovani innovatori, i nostri giovani innovatori, e della loro capacità di immaginare nuove economie a servizio di tutti. Siamo ad agosto, proprio all'inizio, e già molti ci chiedono che programma abbiamo. Io ne sono felice, perché cosa vuoi fare è una domanda che riporta al centro del dibattito politico l'unica cosa che davvero dovrebbe importare, cioè le scelte. L'orizzonte che ci interessa ve l'ha annunciato Franco, ve lo ha raccontato un po' Romina e ve lo ha sintetizzato Bacchisio. Io vi ho detto che si fonderà sui 3 assi di cultura e istruzione, riqualificazione delle produzioni primarie e nuove economie nel rispetto dell'ambiente. Io però voglio raccontarvi attraverso quali scelte saranno ottenuti questi obiettivi. Questa campagna elettorale non sarà
una di quelle a cui siamo stati abituati. Nessuno verrà da voi 2 mesi prima del voto a mostrarvi 20 pagine di un programma scritto a tavolino, magari clonato da quello di una regione italiana. Prima di dare le risposte, la politica deve tornare capace di ascoltare le domande delle persone. A partire dalla prossima settimana, decine di attivisti di questo progetto andranno a fare esattamente quello che ho fatto io in questi mesi: ascoltare i sardi, farsi raccontare problemi e prospettive e farsi mostrare cosa succede veramente, dalla più remota delle campagne al più grande dei nostri centri urbani. Durante l'autunno individueremo insieme le domande principali dei territori e attiveremo una cosa che si chiama processo partecipativo, dove noi tutti saremo coinvolti in prima persona nel trovare insieme le risposte condivise. Nel fare questo saremo supportati da Yolanda Romano, una delle massime esperte europee di processi partecipativi, che ha accettato di lavorare con noi perché, ha detto, è la prima volta che un politico la chiama prima di fare i casini e non dopo. Grazie al lavoro di decine di operatori e al suo prezioso coordinamento, a dicembre presenteremo il programma dettagliato e quel programma sarà il frutto di un lavoro condiviso con le forze vitali dei territori. Più ci faremo coinvolgere, più quello che ne emerge ci assomiglierà. Però non vogliamo fermarci a questo. Il giorno in cui presenteremo ai sardi il frutto di quel coinvolgimento, saprete anche chi sono gli assessori che si prenderanno carico di realizzare quelle scelte. Ripeto, saprete chi sono gli assessori prima di andare alle urne. Non aspetteremo il risultato del voto per dirvi i loro nomi, ce lo possiamo permettere. Non abbiamo i coltelli tra i denti aspettando il momento della trucidazione del voto per dare la cadira a chi resta in piedi, scusatemi. Siamo un progetto pulito. Non abbiamo nemmeno un capo supremo che ci ordina dalla sua villa ai domiciliari a chi dobbiamo dare questo o quel potere. Ce lo possiamo permettere perché abbiamo passione politica, persone preparate e una precisa visione di Sardegna, la Sardegna che vogliamo. Per questo non abbiamo paura di metterci la faccia prima e presentarvi il gruppo che governerà questo processo di cambiamento. Voi mi avete chiesto cosa vuoi fare, però sono settimane che invece i politici dei vecchi schieramenti mi fanno un'altra domanda, l'unica che sembra interessante per loro. E allora? E con chi sei? A destra vogliono sapere se siamo con la sinistra, a sinistra vogliono sapere con quale dei frantumi della sinistra abbiamo intenzione di apparentarci. Io non posso rispondere a queste domande, per me non hanno senso. La coalizione che stiamo costruendo che oltre a Progress è fatta di forze civiche vitali e di molti amministratori e sindaci che si stanno unendo al percorso, starà con i sardi, non con i partiti che hanno portato l'isola alla rovina. Mi rivolgo quindi prima di tutto in questo discorso agli amici indipendentisti. Questo progetto è aperto. Se l'idea di associarvi al centro-sinistra o al centro-destra non vi sembra dignitosa né politicamente adeguata al vostro percorso, sappiate che questa casa è vostra ed è una casa dove non dovrete mai camuffare con furbi neologismi la sola parola che ci rappresenta: indipendenza.
Siamo convinti che è solo uscendo dal rapporto di dipendenza dalle decisioni delle segreterie italiane e non entrandoci che sarà possibile costruire la Sardegna che desideriamo. Mi rivolgo però anche agli amici e alle amiche del centro-sinistra. Quanti ne conosco, quanti ce ne sono anche qui dentro, che non si riconoscono più nel loro partito e nelle sue scelte. Quanti che si sentono traditi dall'assenza di prospettiva politica, dalla litigiosità interna, dalle guerre infinite tra consorterie e potentati. Molte volte vi hanno imposto la logica del voto utile. Votate noi, comunque, altrimenti voterà la destra, vincerà la destra. Sono 20 anni che in questo mondo si vota contro qualcosa, ma il consenso agli elettori non si chiede sulla base di una paura, si chiede sulla base di una proposta. Per questo non ho paura di dirvi che se il centro-sinistra sardo ha da offrirvi solo la sua paura, qui non è così. Qui non vi si chiede di votare per sconfiggere un avversario, ma di farlo per far vincere la passione verso un'idea, una visione, una proposta di società, che è l'unica cosa che rende la politica bella e dignitosa. So che per settimane si è vagheggiato sui giornali che io potessi fare le primarie del centro-sinistra, ma devo darvi una notizia: nessuno me lo ha mai chiesto. Se lo sono minacciati tra di loro per influenzare a vicenda i loro equilibri interni di potere. Ma io non appartengo a quelle logiche e né mi interessa appartenervi, e credo anche che non vi appartenga nemmeno la maggioranza degli elettori di sinistra, che da anni attende di sentirsi fare una proposta di società che abbia al centro i diritti, l'uguaglianza, l'attenzione al lavoro, agli ultimi, e riceve invece in cambio scelte incomprensibili per la sua sensibilità, visioni incompatibili con un orizzonte progressista e persino accordi di governo con quelle stesse parti contro le quali si era andati a votare. Alle prossime elezioni, quindi, non sarete più chiamati a scegliere tra destra e sinistra, anche se cercheranno di farvelo credere. Sarete chiamati a scegliere tra chi vi propone la paura, la confusione, la divisione dei suoi giochi di potere e chi invece vi offre una proposta, una passione e la prospettiva di una Sardegna possibile. Ciò che io vi chiedo è un atto di coraggio. Mi rivolgo anche agli amici e alle amiche che fino ad ora hanno votato centrodestra e soprattutto agli imprenditori e alle imprenditrici che in questo momento storico stanno faticando a fare economia in Sardegna, schiacciati da condizioni proibitive e da mercati fanaticamente rivolti al ribasso. So bene che cosa state facendo e quanto sia faticoso per voi tenere in piedi l'economia di quest'isola, continuando a dare lavoro ai vostri dipendenti e senza smettere di far camminare le idee che vi hanno portato ad aprire le vostre aziende. Le storie delle persone che ho incontrato in questi mesi e che vi ho nominato all'inizio di questo discorso sono storie di imprenditoria, di creatività, di rischio e passione per il nuovo. Credevo di sentire i loro protagonisti parlare di crisi, di stagnazione del mercato, di recessione quando sono andata a parlarci. Invece la maggior parte di loro mi ha confidato che sta morendo di burocrazia, di tempo perso. L'unica cosa di cui la politica si è occupata in questi anni non è stato facilitare l'imprenditoria piccola e media della Sardegna, ma di dare una mano ai grandi gruppi industriali. È tempo che ci si ricordi che la Sardegna non è fatta di grandi interessi economici, è fatta di piccole e medie imprese a conduzione quasi sempre familiare, che hanno bisogno di 3 cose: credito per sostenere la libera iniziativa, semplificazione burocratica per avere un rapporto con il mondo che non sia mediato dalle pastoie degli uffici, e ha bisogno di un calibrato supporto istituzionale. Questo tavolo politico è aperto anche per voi, perché nel progetto che stiamo costruendo l'imprenditorialità è uno degli elementi centrali. Sono convinta che l'unica Sardegna libera
possibile è quella che riparte dal lavoro e dall'intelligenza delle persone, dalle capacità imprenditoriali. Mi rivolgo anche agli amici che hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle, perché spalancasse le finestre chiuse della politica. I numeri hanno dimostrato che anche in Sardegna molti di voi sono stanchi della corruzione del vecchio e cercano proposte alternative. Ora è il momento in cui quell'entusiasmo e anche la giusta rabbia che lo muoveva devono diventare progetto, perché la volontà di cambiare ha valore solo se annuncia una visione di mondo costruttiva. Questa terra ha bisogno di soggetti capaci di stringere un nuovo patto con il proprio territorio e con le forze, tutte le forze di cambiamento che lo animano. Se votare per rabbia non vi basta più, questo progetto qui in Sardegna è anche casa vostra. Nella Sardegna che vogliamo costruire non sarà sufficiente però cercare colpevoli, noi cerchiamo soluzioni. Infine mi rivolgo alla maggioranza dei sardi, quel 40% che alle urne non va più da tempo. Io so che non avete perso la strada e neanche la capacità di fare una X sulla scheda. Vi hanno invece fatto perdere la fiducia nell'idea che questa politica, tutta senza distinzioni, potesse rappresentarvi. Siete persone libere perché potete scegliere di non andare a votare. Per molti sardi non è così. Hanno promesso il voto a qualcuno in cambio di qualcosa. Un favore ricevuto, la promessa di un posto per sé o per il figlio, il patto innominabile di clientela con un potente. Voi no. Il vostro voto ha un prezzo più alto, si chiama fiducia e i politici non lo possono pagare a colpi di favori. A voi, a quel 40% che non va più alle urne, chiediamo di guardarci, di stare a vedere cosa faremo durante questi mesi, di osservare come, dove e con chi lo faremo, di giudicarci dalle scelte, perché anche il modo in cui si portano avanti le campagne elettorali racconta la storia di chi le sta conducendo. Se alla fine di questo percorso vi sarà tornata la voglia di fidarvi di una proposta politica, la nostra battaglia sarà già vinta. Manti consigliado e non mi vonna chistiona in sardo. Poi ta seus in Ugoro e deus eu campidanesa e poi dessi che a me da gente non comprenda tutto su Ghinnaru. Mantinau de non chistiona in sardo, poi ta seus ascoltaus in streaming de me das amigos in sarrezza internet, fenza da Italia e da Europa, e poi dessi che a me da non comprenda nuda de su Ghinnaru. Mantinau fenzasa de non mi bonni a chistiona in sadru, poita su sadru non è limba de cosas ufficialis e de importu, ma scetti de brullas e de confidenzia. Deu questa cosa non da creu. Est accabau su tempus, poi sadrus de non si comprenda a pari. Sa limba nos ha dividiu po troppu tempus e nosu si seu lassau dividi. Comenza doi unu tempu de unidade e su chi sa dividiu si deppi furriai a cimentu de amistade. Custa cosa si dannaru, poita su progetto chi seus andendo a fai è cosa de troppo un portu, po da contai ai fillus in una limba sola. I limbas non funti scetti fueddus, funti bisus de mundu, craisi po da perri e sinnus po essi connottus a intre a foras commente populu. Duncas, in questa campagna elettorale,
non si spanteasa, si seisa intendi che stionendi in limba nostasa, tutto ischideneusu, estempusu po sa Sardigna, dendi bogai a foras ad ogni prenda, e desi vai bella commenti mai estistettia. A sa Sardigna ghighereusu, bacchisi, donare offensa vodui, no dada mancai nudda, manco sa limba. È con questa visione in mano, che è l'orizzonte di noi tutti, non solo il mio, che io vi chiedo di impegnarvi, dando la vostra disponibilità perché questo progetto raggiunga tutti i sardi e faccia desiderare loro un modo diverso di essere Sardegna. Costruiamola insieme questa Sardegna possibile. E ora a mangiare e s'avvesta. Grazie a tutti.